Vince Firenze al termine di una maratona durata quasi 2 ore e mezzo dopo un tie-break in cui entrambe le formazioni si sono date battaglia punto su punto. Dopo un primo set molto equilibrato, giocato punto a punto e vinto da Brescia, c'è stata la reazione di Firenze che ha chiuso con un perentorio 25-19. Assoluta protagonista del terzo set è Clara De Cortes, l'opposta di Brescia che anche oggi ha sostituito l'infortunata Nicoletti. 7 punti per lei solo nel terzo parziale e 25-18 per le bresciane. Il quarto parziale è uno show targato Silvia Nuacalor, dentro per Enueonu, e che ha messo a segno ben 14 punti solo nel quarto parziale, suggellando il 25-23 conclusivo. Nel tiebreak Firenze fa subito la voce grossa andando 8-6 al cambio di campo, ma è più brava e cinica la stessa Firenze nel finale a chiudere il match. MVP Silvia Nuacalor con 29 punti. Per Brescia non sono bastati i 21 di De Cortes, Brescia che riposerà la prossima giornata, mentre Firenze affronterà la Candy Arena, la Saugella Monza. Oggi abbiamo proprio giocato di squadra, tutte insieme. Quando le cose andavano male ci aiutavamo, quando le cose andavano bene eravamo tutte insieme, tutte verso un'unica direzione. Quindi penso che dobbiamo aggrapparci a questa cosa, no? Al fatto che siamo una squadra unita.